Alla Regione si lavora per far quadrare i conti del bilancio 2012, una manovra da 420 milioni di euro ai quali si aggiungeranno i fondi FAS per circa 350 milioni. La Commissione Bilancio all'Ars è impegnata ad esaminare e discutere gli interventi più importanti previsti nel documento finanziario. Oltre 44 milioni dovrebbero arrivare dai tagli al costo del personale, più di 7 milioni dalla riduzione delle spese di funzionamento, 4 milioni e mezzo dalla soppressione delle ASI e soprattutto 280 milioni dalla riduzione dei fondi di riserva. La commissione presieduta da Riccardo Savona ha accolto nella sostanza il progetto del governo contenuto in un emendamento approntato dall'assessore Gaetano Armao. Conti alla mano, il fabbisogno della Regione supera i 720 milioni di euro, una cifra dovuta da un lato alla compartecipazione alla spesa sanitaria, circa 612 milioni, dall'altro alle minori entrate legate anche alle manovre nazionali. Le minori entrate riguardano in particolare l'introduzione dell'IMU, che sottrae l'incasso delle imposte alla Regione, girandole a Stato e Comuni, una cifra di 119 milioni di euro. Ma soprattutto la Regione prevede un minor gettito di imposte dirette e indirette dovute alla crisi economica. Tra le nuove spese, quelle riguardanti azienda e corpo forestale, che costeranno 74 milioni, oltre ai 14 milioni per la liquidazione delle partecipate e ai 10 milioni di spese per i collegamenti marittimi. Tra le nuove uscite anche 45.000 euro per le Orestiadi, 400.000 euro per l'acquisto di immobili e cose d'arte, 209.000 euro per i centri di assistenza alle imprese cooperativistiche e 29.000 euro per l'ufficio di pubblica sicurezza presso la Presidenza della Regione e 500.000 euro andranno ai precari di emergenza Palermo. Un totale di circa 760 milioni da colmare. Una parte arriverà dunque dai fondi FAS, 343 milioni di euro, che verranno poi utilizzati temporaneamente e andranno restituiti entro luglio, quando, come auspicato dal governo, si concluderà il processo di federalismo fiscale. Un'altra grossa somma per dare ossigeno al bilancio verrà ricavata dalla riduzione dei fondi di riserva, altri 280 milioni di euro. Il resto verrà reperito dai tagli ad altre voci. L'intesa sembra esserci ed appare quindi scongiurato il ricorso a una proroga dell'esercizio provvisorio. Per quanto riguarda la finanziaria, ha affermato il presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, si poggerà su 4 pilastri: i comuni, la sanità, i precari e lo sviluppo. Saranno previste norme che finanzieranno progetti per piccoli impianti fotovoltaici e la Regione finanzierà questi interventi mettendo sul piatto anche il proprio patrimonio immobiliare per un valore di circa 1 miliardo.